La prevenzione è da sempre un caposaldo della sanità, in particolare nel caso dei tumori al seno. Le donne in Veneto chiedono che gli esami diagnostici in grado di individuare in tempo il sorgere della malattia vengano resi gratuiti. Anche la UIL spinge da tempo sulla sanità pubblica in questa direzione. Molti medici non fanno l'impegnativa e quindi l'utente che è preoccupato per uno dei mali che ha molta incidenza deve accedere alle visite che quasi sempre sono in libera professione, per cui hanno un costo. I medici a volte mostrano sensibilità e garantiscono impegnative per gli esami gratuiti in caso di dubbi, ma non basta. La proposta del sindacato è quella di prestare più attenzione a spese a volte eccessive su altri fronti, specie nelle analisi del sangue. C'è una grossa spesa sugli interventi delle volte anche eccessivi dove l'utente tende ad autotutelarsi, però su questi mali non bisogna scherzare perché sono indice di situazioni gravi e anche di mortalità. La prevenzione, insomma, deve avere la precedenza su tutto. La prevenzione su questa malattia, come d'altronde quella del colon per l'uomo e della prostata, sono quelli in cui bisogna non scherzare e impegnarsi al massimo.